rivoluzione degli asili nido di Vicenza, un impegno che il sindaco Giacomo Possamei aveva assunto in campagna elettorale e che è giusto dargli atto che sta portando avanti. Come tutti i grandi cambiamenti, anche questo non può avvenire dall'oggi al domani e sta procedendo per gradi. L'ultimo annuncio oggi: una quindicina di nuovi posti a disposizione degli asili nido della città e una diminuzione delle rette del 60% a partire dal 1° settembre. L'impegno era quello di tagliare del 20% all'anno le rette, l'anno prossimo arriviamo al 60%, ci sono le risorse a bilancio e quindi le rette degli asili nido peseranno meno sulle tasche delle famiglie. Dunque, diminuire da una parte, aumentare dall'altra, diminuire le rette e aumentare il numero dei posti negli asili. Era questo l'altro impegno assunto dal sindaco di Vicenza per dare risposta alle famiglie vicentine. Complessivamente i posti al nido negli ultimi 2 anni passano da circa 420 a circa 500, un passo avanti importante per aiutare le famiglie e particolarmente le donne, perché purtroppo nel nostro paese nella stragrande maggioranza dei casi sono proprio le donne a dover stare a casa con i figli e quindi a rinunciare al lavoro. Invece vogliamo che tutte e tutti possano avere la possibilità di condurre la propria vita lavorativa e la propria realizzazione personale.